Molti fanno finta di niente, quindi molti addirittura continuano a smentire i fatti, citando Lenin, no? Se la teoria è in urto con i fatti, tanto peggio per i fatti. Ecco, lui questa idea non garbava e quindi comincia attraverso dei mugugni, attraverso così la dimostrazione di dubbi e di perplessità, il suo distacco dall'idea del partito, e si fa anche, diciamo così, dei nemici. C'è qualcuno che comincia a guardarlo storto, però all'interno del partito ci sono sia le vittime, quelle che subiscono, sia i colpevoli. Ci sono i complici, ma ci sono anche coloro che intuiscono qual è la ragione che porta Venturi a contestare la linea del partito. Il redattore capo di Marcello Venturi era Davide Laiolo. Davide Laiolo, sapete tutti chi era, l'autore del famoso romanzo Il Voltagabbana, anche qui un romanzo vero, se si può usare questo termine ossimorico, in quanto in quel romanzo raccontava la sua storia di fervente fascista che dopo l'8 settembre cambia casacca, cambia idea e quindi passa dalla parte dei partigiani e della resistenza. Ecco, anche Davide Laiolo, che si farà chiamare come capo partigiano Ulisse, intuisce le ragioni di Marcello, intuisce ed è quasi d'accordo con lui, asseconda una certa fronda. Lui stesso tende a minimizzare, a nascondere ai capi il malumore, il malcontento di Marcello Venturi e di altri redattori. Tuttavia è persuaso che si possa restare all'interno del partito per cambiarlo, quindi ritiene che ci sia ancora una possibilità di redimere il partito. Ecco, Marcello Venturi personalmente mi ha detto che questa idea era suggerita a Ulisse dal fatto che, essendo stato una volta Voltagabbana, non voleva apparire Voltagabbana una seconda volta, quindi Voltagabbana di professione. Dice, però personalmente mi ha sempre dimostrato, diceva, una profonda stima, anzi mi trattava un po' come un figlio, come un fratello. Non è un caso che le vicende che vengono qui narrate in questo romanzo finiscano con la morte proprio di Ulisse. La morte di Ulisse segna la fine di un'epoca, non solo la fine di un'amicizia che è rimasta una delle poche anche dopo la rottura con il partito, ma segna la fine di un'epoca, segna la crisi di un'intera generazione. Ecco perché lo stesso Marcello Venturi diceva che questo libro è un po' la storia degli ex, la storia di coloro che, dopo essere stati balilla, dopo essere stati avanguardisti, si erano staccati dal fascismo per combatterlo, quindi si erano arruolati tra i partigiani e avevano seguito il Partito Comunista nella sua evoluzione, diciamo così. Quindi il partito degli ex. È una storia quindi generazionale, di giovani cresciuti all'interno del fascismo, ce n'erano tanti, si può dire che erano legione, che a un certo punto entrano in crisi. Quindi la crisi di Marcello rispecchia una crisi più generale. Quindi questo è un romanzo autobiografico di carattere personale, ma anche di carattere collettivo, generazionale, di un ampio numero di aderenti al Partito Comunista. Ecco, perché Marcello Venturi fino allora aveva continuato a scrivere, fino a pochi anni prima aveva continuato a scrivere racconti, quei racconti con lo sparo finale, no? Perché si era mantenuto su così uno schema
di narrazione che ormai era anacronistico e stereotipato, come gli aveva fatto anche capire Calvino. Lui parla appunto di stato d'animo del reduce. Dice: la mia emozione di fronte, il mio terrore, diceva, di fronte ai tedeschi continuava in qualche modo a perseguitarmi. Personalmente mi ha raccontato più volte che di notte, quando per qualche motivo sognava, aveva degli incubi, e sognava sempre di essere inseguito dai partigiani. Quindi aveva un risentimento, potrei dire un odio verso i partigiani, che lo inducevano così a reagire, insistendo su questi racconti della resistenza. E bisogna dire che solo col tempo Marcello cambierà idea anche sui tedeschi. Non tutti i tedeschi erano così. Ecco, lo farà quando, per esempio, lo inviteranno proprio in Germania a parlare di bandiera bianca Cefalonia. Lo farà quando addirittura un tedesco viene a casa sua, un tedesco che aveva incontrato a San Salvatore Monferrato durante una delle biennali che allora venivano organizzate in quel paese, e che lui ospitò a casa sua per dargli modo di studiare anche sui documenti la sua storia di uomo e di letterato. E di ritorno dalla Germania ebbe a dirmi: ma guarda che anche i tedeschi ormai non sono più quelli di un tempo, sono cambiati anche loro. Dice, purtroppo, dice, hanno imitato in molti casi gli italiani, quindi anche in Germania, quindi non tutto più funziona come un orologio perfetto, anche là ci sono delle imperfezioni, delle disfunzioni. E quindi pian piano col tempo anche questo atteggiamento di paura, di terrore, soprattutto inconscio nei riguardi dei partigiani, si attenuò, diciamo, forse non sparì mai del tutto. Ecco, bisogna poi anche dire una cosa, che Marcello amava molto l'ironia, e questa ironia era anche autoironia. Quindi, riandando con la memoria ai racconti dello sparo finale, diceva sempre: in fondo io mi sono vendicato dei partigiani. Non negava di essere, dice, la mia storia di partigiano è stata quella di molte fughe, perché non avevamo le armi, non avevamo i mezzi per opporsi ai tedeschi, che ci facevano davvero paura. Però in compenso, dice, mi sono vendicato scrivendo. Dice, mi pare una dozzina sulla pagina di morti tedeschi li ho fatti. E ironia anche questa, se andiamo a vedere. Ecco, questa ironia affiora in varie parti del romanzo. Per esempio, quando mette caricaturalmente in rilievo l'atteggiamento così di quanti erano straiati sulla linea. Un atteggiamento che a volte è grottesco, no? Per esempio, quando il rapporto Khrushchev denuncia i crimini di Stalin, dalle pareti della stanza in cui lavora vengono tolti i ritratti di Stalin e in sua vece vengono messi i ritratti di Tito, perché Tito allora si era contrapposto appunto a Stalin, quindi sembrava propugnare una certa indipendenza jugoslava. Ecco, poi anche quando Tito cade in disgrazia, no? Cosa succede? Succede l'inverso, che tolgono i quadri di Tito per rimettere quelli di Stalin. Ecco, sottolineando questo rituale, potremmo dire, comico o ridicolo o grottesco da Possad, no? Questo rituale di Possad, Marcello Venturi dimostra qual è il suo atteggiamento nei riguardi di queste discipline basate sulla retorica, sul conformismo, e che non senza tenere conto delle esigenze dell'uomo, no? Ecco, per venire al racconto però bisogna dire un'altra cosa. Questo, abbiamo detto, è un romanzo
autobiografico, un romanzo anche generazionale, ma è un romanzo scritto a distanza di tempo dagli eventi. Quindi non è un romanzo oggettivo, è un romanzo che si basa sulla memoria, non sui documenti. E la memoria, tra i tanti pregi, ha anche qualche difetto. Per esempio la memoria è selettiva e quindi sceglie, dimenticando, trascurando un mucchio di cose che sono successe nel frattempo. La memoria, inoltre, come possiamo dire, la memoria fa da filtro, è un po' come il filtro di una macchina fotografica, no? Che cambia senza volere, magari inconsciamente, anche i colori della realtà, quindi li deforma, li attenua. Lui stesso dice nel romanzo che la memoria inventa, la memoria è invenzione. Ecco, ciò che è sostanziale alla letteratura è l'invenzione. Un premio Nobel che è morto di recente, Mario Vargas Llosa, ha scritto un libro dove parla della verità delle menzogne. L'invenzione in fondo è una menzogna, non è una realtà. Ecco, però è una menzogna che parla della vita e cerca di arrivare per altra via alla verità di fondo della vita. Quella che lo insegnava già Manzoni, la storia non può darci. E quindi la letteratura in qualche modo completa, ma anche illumina, rende più veridica la storia, almeno secondo l'interpretazione da Marcello della letteratura. E quindi la memoria è una memoria che a volte cambia i toni della realtà. Mi ha colpito per esempio nel romanzo il fatto che quasi ad apertura, almeno nelle prime pagine, quando Marcello decide di andare via da Fornovo Taro, dove allora risiedeva perché il padre era lì capostazione, va a Milano per lavorare all'Unità. Ebbene, ci sono tre figure che incontra preliminarmente e sono tre figure in qualche modo così ammonitrici. La figura, per esempio, della madre, che non è d'accordo su questa idea di andare a Milano, quella della maestra e quello della suora dell'asilo. Tre personaggi, uno di seguito all'altro, che in qualche modo hanno il presagio di una storia che finirà male. Ecco, anche questo è diciamo così, un paradigma letterario, se andiamo a vedere, no? Forse non solo letterario, che si ricorda di Siddhartha. Anche lì ci sono tre momenti, no? In cui Siddhartha incontra prima, non so, adesso non ricordo l'ordine preciso, incontra il malato, incontra l'anziano, incontra il morto, che segneranno profondamente la sua esistenza, quindi ne determineranno la conversione profonda, no? A quello che è il buddismo. Quindi sono dei paradigmi letterari che entrano in funzione quando uno scrive. Quindi anche se non lo sa, anche se non lo dice, a volte ci sono dei modelli, dei suggerimenti, degli spunti di partenza, ce ne sono diversi. Per esempio quello più ritornante è quello dell'accenno al Benito Cereno, quindi il romanzo di Melville. Allora, volevo leggere il passo in cui ne parla, se lo trovo. Ecco. C'è l'esplicito richiamo del Benito Cereno di Melville. Il richiamo all'immagine sinistra del Saint-Dominique, il veliero imbiancato come un sepolcro, fermo in mezzo all'azzurro di una baia, al comando di Babo, che si sovrappone emblematicamente al palazzo dei giornali in cui lavorano Marcello e gli altri redattori dell'Unità. Questo fino al naufragio conclusivo che travolge i loro ideali e le loro volontarie e involontarie complicità. Ecco, quindi c'è il ricordo di un romanzo che si sovrappone alla realtà e in qualche modo
contribuisce a plasmarla e a contrassegnarla profondamente, no? Ma ce ne sono altri, c'è un richiamo per esempio al Macbeth di Shakespeare, quindi alla foresta di Birnam. C'è l'insistenza su certi personaggi che per Venturi sono fondamentali per la sua carriera di letterato, e in particolar modo Hemingway. Ecco, Marcello Venturi aveva una sorta di idolatria per Hemingway. Ricordo che Attilio Bertolucci l'aveva paragonato in qualche modo a Hemingway, quindi i suoi racconti avevano un po' il taglio, come è stato anche sottolineato, no? Molto deciso e preciso di Hemingway. Poi per esempio c'è il rapporto con Vittorini che segna profondamente l'esistenza di Venturi, e lo ricorderà molto più volentieri e a lungo che non Calvino, perché con Calvino c'era sì l'idea di essere un siamese, però c'era anche un rapporto sotto conflittuale, mentre con Vittorini no. Vittorini per lui era stato come un padre, uno che le aveva indirizzato, gli aveva segnato la via da seguire. Poi c'è un personaggio come Pea, quindi tutti letterati, scrittori che esercitano una profonda influenza su di lui. Cioè quando uno scrive, a un certo punto, anche senza volere, utilizza così dei paradigmi, dei riferimenti che si rifanno, che rimandano ad altri autori. Mi ricordo che Barberi Squarotti, con cui ero molto amico, mi diceva che la letteratura deve molto più alla letteratura che non alla realtà. Lo scrittore dialoga con la realtà, con i propri sentimenti, con gli eventi più o meno contemporanei o lontani, ma soprattutto dialoga con dei modelli. E quindi la presenza di modelli è fondamentale in tutti i grandi scrittori. E questo lo si avverte anche in Marcello Venturi. Quindi che tipo di memoria è quella di Marcello? È una memoria che ridisegna la storia, in qualche modo. La ridisegna così attraverso delle dislocazioni spazio-temporali, perché la memoria, dicevo prima, è selettiva, a volte inganna o si inganna, inventa. Non è una memoria lineare, come è la memoria in genere dello storico. È una memoria intermittente, è una memoria di tipo proustiano, quindi una memoria involontaria, che è spesso così determinata o condizionata dalle sensazioni, dalle emozioni, quindi da una canzone, da un profumo e così via. E anche in questo romanzo c'è spesso questo ricorso alla memoria involontaria, no? Potrei dire molto, però visto che il tempo è un pochino tiranno, preferisco riassumere e arrivare alla conclusione. Abbiamo detto dell'ironia, potremmo anche accennare alla elegia di fondo di questo racconto, perché non c'è solo l'ironia, non c'è solo il distacco, ma c'è solo uno sguardo a ritroso, così commosso, venato di pietas. In fondo i compagni che sono con lui nella redazione, ma anche quelli che sono fuori dalla redazione, sono spesso delle vittime inconsapevoli. Alcuni sono stati complici, ma complici perché hanno veramente creduto in un ideale. Quindi hanno così portato avanti dei valori che meritavano di essere difesi e sostenuti anche combattendo. Ecco, questo è fondamentale. Poi Marcello Venturi in questo romanzo parla anche di una crisi, che è la crisi del letterato, quindi della propria crisi, perché si rende benissimo conto a un certo punto che i racconti di tipo
resistenziale non sono più conformi alla realtà, sono appunto anacronistici e in qualche modo stereotipati. E allora cerca di cambiare, di adeguarsi un pochino ai cambiamenti dei tempi. Lo fa a modo suo, abbiamo già visto in che modo, parlando spesso di treni, di stazioni, dove la stazione è anche, ogni stazione è una tappa della vita, dell'esistenza. Marcello Venturi ha seguito il padre nei suoi spostamenti da una città all'altra. E quando racconta di questa crisi, lui abita a Fornovotaro. Fornovotaro è un paese, io sono di origini parmensi, quindi è un paese vicino a quello dove abitavo io. E frequentandoci negli anni, potrei dire dal 67 in poi, Marcello Venturi è stato mio assiduo compagno nella giuria del premio Acquistoria. Siamo stati più volte a casa sua, abbiamo partecipato insieme alla giuria di premi letterari e abbiamo avuto spesso conversazioni, siamo stati anche a casa sua, a casa della moglie, sia a Tilieto che a Molare. Ebbene, durante tutti questi anni ho scoperto che era un uomo anzitutto mite, ma anche un uomo schietto, di poche parole ma sincero, che come nei romanzi non amava la retorica, quindi anche lui voleva che si dicesse pane al pane e vino al vino, no? Quindi appassionato dalle stazioni, dai treni. E soprattutto la critica ha parlato di uno stile, quello di Venturi, che è uno stile visivo, ed è vero, abbastanza spesso è uno stile che è molto attento alla descrizione esteriore degli ambienti, ma io direi che è anche uno stile visionario, come ci dimostrano i racconti per esempio per i bambini. Il Veliero è un racconto a suo modo visionario. Io parlando del Veliero ho detto a Marcello: dovresti chiedere diritti d'autore al regista di Qualcuno volò sul nido del cuculo, perché ha ripreso con poche variazioni la tua idea. E lui mi sorrise facendomi cenno che sì, probabilmente è vero, ma mi aveva anche detto che il romanzo a cui si ispirava il film forse anteriore addirittura al suo. Ecco, però non si è mai adeguato a un certo tipo di narrazione. L'Italia in cui viveva, diceva Marcello, è l'Italia degli autogrill, dei ristoranti, delle sagre paesane, richiedeva tutt'altro registro al narratore, che per testimoniare sui drammi delle nuove generazioni avrebbe dovuto ripiegare sul leggero. Noi sappiamo tutti che uno dei maestri della leggerezza è Calvino, anche qui prende un po' le distanze da Calvino. Però Calvino riconosceva che è vero quello che diceva, no? Che la letteratura non deve limitarsi a raccontare la vita, deve dire sempre qualcosa di nuovo sulla vita, deve dire qualcosa in più della vita. Su questo ero d'accordo. Ma lui non era l'uomo così da indulgere a temi leggeri. Difatti continuerà a scrivere diversi romanzi in cui la tematica è soprattutto legata alle sue memorie personali, ma soprattutto al tempo che fugge. Il tempo che fugge è uno dei temi fondamentali degli ultimi scritti di Marcello Venturi. Sentiva che la sua vena narrativa si stava ormai inaridendo, ma che anche le sue risorse vitali erano ormai in declino. E con tutto ciò ha saputo raccontarci fino all'ultimo momento, con schiettezza e con la sincerità di sempre, quello che sentiva. Grazie. Ringrazio il professor Prosperi
che ha ribadito, anche se da angolazioni differenti, chiedo scusa. Domani c'è lo sciopero dei treni, quindi certi programmi sono stati di necessità modificati. Dicevamo questo intervento del professor Prosperi che conferma, voglio dire, la grande onestà dello scrittore anche nel riferire delle sue paure e anche col continuo dialogo che egli tiene con se stesso e anche con il mondo circostante. Il riferimento a una visione più problematica del rapporto con i tedeschi, fatte le debite differenze, mi ricorda Nemirovsky, il suite francese, o anche lo stesso Nuto Revelli, quando scrive quel romanzo sul Cavaliere. Quindi era un tema che si poneva a chi aveva una grande onestà, non solo nella scrittura, ma prima ancora intellettuale. Renato Venturelli, la prego di venire. Renato Venturelli, giornalista, particolarmente critico cinematografico, ci parlerà di Cefalonia al cinema, una doppia polemica. Prego. Grazie. Buonasera, io partirei da 3 date. 1943, l'eccidio di Cefalonia, 1963, il romanzo di Venturi che contribuisce a rilanciare l'argomento, e 2001, l'anno in cui finalmente arrivano 2 film su Cefalonia. Cioè, per avere un film italiano su Cefalonia devono passare quasi 60 anni dagli avvenimenti. E tra l'altro esce sia il film italiano sia un parallelo film di grossa produzione anglo-americana, escono entrambi nel 2001, poco dopo che il presidente Ciampi ha tenuto il famoso discorso del 1° marzo in cui quindi il tema di Cefalonia era diventato centrale quasi nel dibattito italiano, in un anno di fortissime discussioni e polemiche, perché è l'anno delle elezioni del 2001 che ebbero delle contrapposizioni ideologiche molto forti, e quindi anche l'argomento Cefalonia finì per confluire in questo clima generale di discussioni. Quindi il rapporto cinema-storia è sempre molto, molto variegato, perché non si tratta solo di vedere come è stato raccontato gli episodi del 43, ma come è stato accolto il film del 2001 e la discussione sul perché non erano stati fatti film in quei 60 anni che stanno in mezzo alle 2 date. Ora, il primo dei 2 film a uscire fu un film italiano, Cefalonia, i giorni dell'amore e dell'odio, che era una produzione, attenzione, finanziata con un grosso contributo ministeriale, cosa che fino allora non c'era mai stato. Addirittura si trattava di circa 4 miliardi e mezzo, che era una cifra molto grossa, anche se bisogna tenere presente che è un film storico, era un film costoso, però era una cifra molto impegnativa, per di più messa a disposizione di un regista esordiente, Claudio Salizzato, che era un ottimo critico, un ottimo insegnante di storia del cinema, ma che era al suo esordio, e dopo di allora primo e ultimo film. Salizzato ha grandi ambizioni, dedica il film a 2 autori che lui ha sempre studiato, Blasetti e Sergio Leone, che costituiscono anche una svolta rispetto a quel cinema italiano anni 90 che era accusato di essere minimalista. Invece questa è l'idea di un cinema di grande respiro,
affrontare i grandi temi storici, affrontarli con un piglio spettacolare, secondo quello che è il cinema appunto di Leone, di Blasetti, e poi vedremo anche del nuovo cinema di Hong Kong. Sembra allinearsi a tutto un ritorno di attenzione verso i temi resistenziali da parte di una nuova generazione di registi, perché esce in quel periodo Porsus di Martinelli nel 97, nel 98 I piccoli maestri da Meneghello di Lucchetti, esce Partigiano Johnny di Guido Chiesa, tutti questi anche un po' sulla scia di Mediterraneo del 91 di Salvatore, cioè film che guardano a quegli anni della Resistenza, comunque della Seconda Guerra Mondiale, dal punto di vista per la prima volta di registi che sono nati dopo la guerra, mentre fino a quel momento erano stati argomenti sviluppati per lo più da chi aveva vissuto quei periodi. Sceglie un tipo di storia in linea con questa sua idea di cinema massimalista, diciamo così, e cioè una storia come potevamo trovare già in certi film anni 30 hollywoodiani, cioè la storia di due fratelli altoatesini che finiscono arruolati negli eserciti contrapposti e quindi si ritrovano poi a Cefalonia dopo il massacro, uno contro l'altro, uno con la divisa italiana, uno con la divisa tedesca, in una scena con le pistole puntate che cita esplicitamente il cinema d'azione che era la grande novità del momento, cioè quello di John Woo e del cinema di Hong Kong, quindi c'è tutto un discorso anche cinematografico che sta dietro questa volontà di rilettura della storia. Il problema è che quindi è un progetto interessante sulla carta, il problema è che fin dalle prime sequenze si capisce che il film ha avuto dei problemi economici e produttivi giganteschi, troppo giganteschi oltretutto per un regista esordiente. Innanzitutto, invece che girarlo in un'isola mediterranea, l'hanno girato in Bulgaria. Sembrerebbe quasi d'inverno dalle luci, quindi l'ambientazione già è deludente un po'. Perfino nelle scene di massa si vede che sfugge, perché le scene di massa sono complesse da girare e se uno le deve girare in fretta e senza esperienza sfuggono di mano, cioè probabilmente i condizionamenti produttivi hanno fatto sì che al regista sfuggito di mano il film, che ebbe un esito disastroso, fu visto in tutto da 10.000 spettatori in tutta Italia, secondo i dati del Giornale dello Spettacolo. Dei 4 miliardi e mezzo stanziati dal Ministero incassò in sala 100 milioni e venne stroncato ma quasi ignorato. E poi c'è anche un appendice. Un articolo dell'Espresso del 2010 ci aggiornava sul fatto che il produttore del film era stato processato e condannato in primo grado perché dei 4 miliardi e mezzo, tramite un giro di service internazionali, più della metà li aveva fatti recapitare in Svizzera e li aveva utilizzati per comprarsi degli appartamenti. Poi il protrarsi delle vicende processuali fa sì che già nel 2010 l'Espresso dice che oramai cadrà tutto in prescrizione. Questo è un dettaglio che va ricordato perché il dibattito sui fini di Cefalonia spesso è orientato sull'aspetto ideologico, politico. Ricordiamoci che quando si parla di cinema italiano si parla anche di queste cose, di queste condizioni proibitive, produttive. Il film venne presentato in sala in tutta fretta a maggio per anticipare l'uscita di quello che invece era il grande film su Cefalonia che puntava agli Oscar, cioè la superproduzione anglo-americana tratta
dal romanzo Il mandolino del capitano, del bestseller Il mandolino del capitano Corelli di Louis de Bernières, romanzo detto con chiarezza, detestato da Venturi, che ha usato, ho sentito usare tutti gli epiteti negativi possibili, ignobile, vergognoso, un cumulo di menzogne, cioè era un libro che lui proprio detestava. Il film nacque per puntare agli Oscar, anche perché in quel momento era già successo che 2 o 3 film che mescolavano il melodramma con lo scenario bellico riuscissero, Il paziente inglese, cioè c'erano stati film. Il cast, Nicolas Cage, che era una star d'azione, La storia d'amore con Penelope Cruz, che era sul momento del lancio, il grande attore inglese John Hurt e la quota greca, la consolita Irene Papas, ovviamente. Quindi era tutto orchestrato, valori produttivi in questo caso eccellenti. Non solo girarono a Cefalonia e non in Bulgaria, ma costruirono addirittura un villaggio per poi distruggerlo col terremoto, quindi non dovevano badare a spese. Il regista inizialmente doveva essere Roger Mitchell, che è quello di Notting Hill, cioè di una commedia sentimentale di grande successo, e questo già fa capire la direzione che doveva avere il film. Poi ebbe dei problemi cardiaci, venne sostituito da chi? Da John Madden, cioè quello che aveva appena fatto incetta di Oscar con Shakespeare in Love. E quindi di nuovo la storia, il melodramma era costruito e John Madden aveva accettato, quindi lo riteneva un veicolo da Oscar. Tra l'altro la distribuzione americana era della Miramax, che è quella dei famigerati fratelli Weinstein, a cui però il cinema italiano deve quasi tutto, perché tutti gli Oscar li aveva conquistati grazie alla distribuzione della Miramax. Il film non è, nonostante l'argomento, il film nella sua essenza non è un film di storia e non è neanche un film di guerra, è un melodramma esotico mediterraneo. Valerio Caprara scrisse: non raccontateci che è un'americanata, questo è un film inglese proprio nello spirito, e nello spirito proprio del melò esotico mediterraneo. Il regista, poveretto, quando venne a presentarlo in Italia si trovò davanti alla conferenza stampa da un plotone d'esecuzione, perché lo massacrarono su tutti gli aspetti, e lui dovette ammettere che lui ignorava perfino che il mandolino fosse uno stereotipo offensivo, dozzinale ma anche offensivo. Dice: ma io non lo sapevo, per me non era così offensivo. E le divise, venne attaccato sulle divise sbagliate. Dice: sì, ma le divise dovevano arrivare, ma sono arrivate in ritardo, quindi perché non ci sono le divise corrette degli alpini. Cioè, quindi venne attaccato su tutto, e il giorno dopo il Corriere della Sera titolò: per favore non salvate il soldato Corelli. Questa fu l'accoglienza che ebbe il film. Devo dire però che all'estero, dove non c'era questa ipersensibilità italiana verso l'argomento, e oltretutto il film non è incentrato sostanzialmente sul massacro, ma addirittura nel suo disegno generale è la natura che finisce per prevalere sulla storia, perché col terremoto finale inghiotte tutto, e quindi alla fine è la natura che è al centro, così come la natura è al centro del melodramma sentimentale e paesaggistico, diciamo, su cui è incentrato il film. Film che peraltro non vinse nessun Oscar, quindi gli andò male anche su quel versante, benché poi abbia avuto una sua decorosa carriera, viene proiettata ancora in televisione. All'estero non fu accolto così male. L'Annuaire du Cinéma francese, che era della Revue,
du cinéma Image Son dice che lo prende per quello che è, cioè non pretendeva di vedere il film rispettoso su Cefalonia, lo prende per quello che è, dice in fondo è fatto correttamente. Positif stesso, che è una delle riviste più così, prestigiose, lo assolve sostanzialmente, pur con limiti evidenti, e Sight and Sound, la rivista inglese che è del BFI, del British Film Institute, quindi una delle più autorevoli, come spesso fa la critica inglese, si sofferma molto sugli alti valori produttivi, cioè direttore della fotografia, scenografia, cioè, che erano tutti valori assolutamente di rispetto. Anche in questo caso però c'è un appendice da fare, perché Lefty Freeman, che è l'autore delle note stonate di un pamphlet violentissimo contro il romanzo di Louis de Bernière, in realtà non si chiamava Lefty Freeman, era Eleftherios, è un greco che usa questo evidente pseudonimo, no? Lefty Freeman. Dice, e dedica questo libro a massacrare il romanzo di Bernière, soprattutto per gli aspetti riguardanti la resistenza greca, cioè il romanzo è violentemente contro insultante verso la resistenza greca e di conseguenza anche verso gli italiani. Ma lui dice che quando aveva saputo che sarebbe tratto un film da questo romanzo si è mosso e ha cercato di incontrare gli autori del film, e parla di un incontro durato alcune ore con il produttore, col regista, che era ancora il primo, Mitchell, non Madden, e con la sceneggiatrice, che era la sceneggiatrice che aveva già fatto Un mondo a parte, che era un film sull'apartheid sudafricano. E dice che questi non sapevano nulla, cioè si erano bevuti il romanzo così com'era, ignoravano che fosse una totale manipolazione della realtà. Lui dice, io venni sottoposto a ore di interrogatorio e questi qui alla fine mi garantirono che avrebbero approfondito l'argomento al di fuori del romanzo sulle fonti storiche. E lui dice, meno male che l'ho fatto, perché alla fine riconosce che il film ha cancellato tutti gli aspetti deteriori che erano presenti nel romanzo, aspetti deteriori dal punto di vista storico-politico, non dal punto di vista, diciamo, estetico-narrativo, che quello era e quello è rimasto. Però il film, diciamo, fu salvato dall'essere quello che invece Venturi detestava così. Questi sono i due film che escono, questo è un discreto successo, ma non raggiunge gli obiettivi che aveva. Ma nel frattempo in Italia la discussione su Cefalonia prosegue con toni accesi, perché poi Galli della Loggia aveva tirato fuori la solita polemica sulla morte della patria, quindi si andava avanti fino a settembre, e ritorna anche Mario Pirani su Repubblica, che nel 98 era stato il primo ad avviare questo ciclo di ritorno di interesse su Cefalonia. E Pirani sposava en passant, diciamo così, l'idea, o accettava in qualche modo l'idea, che un lungo silenzio di questa che veniva chiamata la tragedia dimenticata, cosa che in realtà è discutibile, ed è stata ampiamente discussa, perché in realtà i libri erano usciti, il libro di Venturi era uscito nel 72, l'edizione Rizzoli, non mi pare che sia stato ancora ricordato oggi, o forse sì, comunque l'edizione Rizzoli, la prefazione di Pertini parla del primo episodio della Resistenza, quindi dire che però c'era questo insinuare che si fosse parlato poco di Cefalonia come atto fondativo quasi della Resistenza, perché venne fatta da militari e non
la ribellione fu dei militari e non era invece la versione ufficiale della resistenza, quella cioè della lotta partigiana in Italia. A questo punto c'è una reazione fortissima. Ed è qui che io sono partito. Tutto questo l'ho dovuto dire perché è il rapporto vero del cinema, è quello che abbiamo del rapporto cinema-Cefalonia. Ma c'è una lettera nel settembre del 2001 di Carlo Lizzani a Repubblica, durissima, che dice: ringrazio Pirani per aver riportato all'attenzione questo argomento, però qui si sta insinuando che noi non abbiamo voluto occuparci di Cefalonia. Dice: il sogno di quasi tutti noi registi italiani era quello, dagli anni 50, di fare un film su Cefalonia, ma venivamo sistematicamente bloccati. Lui dice: che cos'è che ci interessava in modo particolare di Cefalonia? Innanzitutto lui si nervosisce sulla questione dei militari, perché dice: io nel 1951 ho fatto Actum Banditi e in Actum Banditi parlo apertamente del contributo degli alpini della Monterosa, quindi non venitemi a raccontare a me queste storie. Poi dice: cosa ci appassionava? Ci appassionava questo presunto referendum, cioè questo atto di democrazia per cui i soldati vennero chiamati in quanto modo a partecipare alla decisione se arrendersi e consegnare le armi ai tedeschi o se invece resistere con le armi. E dice: questo per noi era un fatto rivoluzionario di per sé e che ci attirava moltissimo. Poi dice: e lei mi ha perché poi devo dire che io ho chiamato Lizzani, ho avuto con lui una lunghissima conversazione per sapere di più su questi progetti che c'erano già stati. E mi diceva che un altro degli elementi ricorrenti, e mi viene qui in mente quando si parlava prima del cambiamento di visuale rispetto ai tedeschi da parte di Venturi, che in quasi tutte queste sceneggiature c'era il tedesco annichilito che si pentiva, e una sceneggiatura addirittura si concludeva col suicidio di un ufficiale tedesco. Quando Lizzani l'ho chiamato mi ha detto: sì, c'erano anche film che toccavano Cefalonia anche all'interno di un progetto sull'intera partecipazione italiana alla guerra di Grecia, la famosa armata Sagapò, no? E tra cui ne citavano uno, l'ho sentito da vari, uno di Steno e Monicelli, di cui non avevo trovato mai documentazione. Poi altre sceneggiature di Giannetti, di Laurana, eccetera. E mi dice: ma perché? Che cos'è che bloccava? Bloccava perché per accedere al credito cinematografico, e quindi torniamo sempre a un discorso di modalità produttive, bisognava passare dalla Banca Nazionale del Lavoro. Se un ministero si metteva di traverso, la Banca del Lavoro diceva che era un progetto economicamente non giustificato e quindi rifiutava il finanziamento. E lui dice: c'è pieno, cioè non è solo Cefalonia, c'è pieno di film che furono bloccati per questo motivo. Poi ci sono altri motivi, ovviamente. Perché i ministeri non davano l'ok? Il principale, secondo Lizzani, era il primo argomento, era che la strage non è stata compiuta dalle SS, quindi dalla parte della Germania cattiva, ma è stata compiuta dalla Wehrmacht, e quindi questo costituiva un imbarazzo nell'ambito dell'alleanza occidentale. Il secondo motivo è che, e qui tra l'altro bisogna aggiungere che la desecretazione poi, o comunque quando hanno pubblicato i famosi fascicoli dell'armadio della vergogna, c'è la lettera che nel 1956 aveva scritto il ministro degli esteri Martino a
Taviani, dicendogli c'è un pubblico, un ministero del tribunale militare che vuole che io vada a chiedere documentazione sui criminali autori della strage di Cefalonia. E lui dice: io mi auguro che questi vengano tutti perseguiti, ma non posso chiederlo perché in questo momento, 1956, la Germania sta cercando faticosamente al suo interno di convincere l'opinione pubblica a riarmare l'esercito su pressione della NATO. E quindi se noi, immaginate un film che esce in quel momento denunciando una strage di 10.000 soldati, cioè non un episodio locale, andava a infrangersi, cioè non è soltanto che la Germania era un tasto che era meglio non toccare, era un momento preciso, stando a quella lettera pubblicata poi nel 98, ma era del 56, si andava a toccare, cioè era un momento in cui era improponibile. Poi un altro motivo era il Ministero della Difesa, in quanto l'esercito non aveva una visione di Cefalonia analoga a quella di Ciampi e Pertini. Stiamo già andando oltre i tempi, vediamo. In quanto per alcuni ambienti generale Gandin è un eroe della resistenza o meritava la corte marziale? Questa era una discussione che era ben presente. E poi il terzo motivo era quello dei costi, perché oggettivamente è un film dai costi altissimi, perché ci vogliono le divise, ci vogliono gli Stukas, cioè ci vogliono dei mezzi di una grossa produzione. Infatti l'unico film che poi è stato fatto veramente è quello di una produzione internazionale. Dopo aver sentito Lizzani sono andato a incontrare anche Venturi. Venturi era più limitativo, siccome Venturi, il libro del 63, lui era a conoscenza di tutte le sceneggiature e tentativi successivi. Subito uno di Gianni Puccini e Massimo Mida Puccini, che vennero anche a Genova a parlare con Ghirardini, con padre Ghirardini, alla Consolazione, che era l'ex cappellano di Cefalonia, e non andò in porto. E poi mi ha consegnato nelle mani, che ce l'ho, la sceneggiatura di un regista ungherese, Karol Mach, che è un grosso regista, ha vinto poi anche dei premi a Cannes, che era venuto in Italia, perché nel frattempo il romanzo era stato tradotto in tutta Europa, era venuto in Italia anche per cercare finanziamenti dalla Rizzoli, dalla Cineritz, per fare il film, ma mi dice che anche lui dovette bloccarsi davanti ai costi, perché avevano trovato un'isola jugoslava dove girare, ma solo che l'affitto dell'isola costava $25.000. Dice, si andava subito su cifre che erano proibitive. Quindi, secondo Venturi, la motivazione della Germania e della Wehrmacht era ormai inferiore, è comprensibile, perché dagli anni 60 in poi non c'era più la situazione del 56, ma era più importante il blocco che poneva l'esercito, il Ministero della Difesa, e poi quello finale dei costi, che erano troppo alti. Dopo questi vi risparmio tutti gli altri registi che ho contattato, da Giuseppe Ferrara, che ha avuto per 2 volte, era sul punto di girare il film, prima dal libro di Venturi negli anni 60, poi negli anni 80 un film per la RAI, una grossa produzione RAI, ma Alfredo Bini, produttore, sparò un preventivo così alto che non si fece. Addirittura si arriva di decennio in decennio, poi negli anni 70 la RAI fece un documentario, ma non poté, pur all'interno di un documentario, girare su Cefalonia perché la dittatura greca gli impedì di andare a fare le riprese a Cefalonia. Quindi abbiamo questo
documentario che però è in uno studio romano, doveva essere diretto da Riccardo Fellini, poi quando il progetto fu ridimensionato Riccardo Fellini si tirò indietro e fu di Mino Monicelli. Ma addirittura si arriva, proprio è continuo il tentativo di fare film da Cefalonia, si arriva al 90 quando è Giuliano Montaldo. Giuliano Montaldo, ho detto, la sceneggiatura era di Age Scarpelli, cioè di Due giganti, e del giovane Paolo Virzì, che non aveva ancora esordito come regista e lavorava con Scarpelli. Quindi tutto il periodo dagli anni 50 agli anni 90 è costellato di tentativi falliti per questi motivi. Prima di chiudere, ricordo però un episodio del 53 che si occupa di cinema italiano conosce bene, che è appunto quello dell'Armata Sagapò, perché su Cinema Nuovo, che era la rivista di Guido Aristarco che si era staccato da Cinema a sinistra, diciamo, su Cinema Nuovo apparve un articolo di Renzo Renzi su un progetto di un film sull'esercito italiano in Grecia, cosa che lui era su testimonianze personali perché l'aveva vissuto sulla propria pelle, quindi voleva raccontare a 360 gradi sofferenze e miserie umane degli italiani. Armata Sagapò era l'Armata Ti Amo, perché gli italiani erano dediti praticamente a questa attività di seduttori, anche perché, dice, le donne greche le pigliavano per fame, di solito era una pagnotta, dice, con conseguenze però complicate, perché grazie a questo sistema degli italiani, per gli inglesi avere informazioni spionistiche, diciamo, sugli italiani era facilissimo, dato il comportamento degli italiani. E però lui diceva anche erano soldati che ne venivano da anni in cui non potevano andare a casa in licenza, cioè, casi di suicidi, soldati che avevano sparato agli ufficiali, insomma, e voleva raccontare tutto questo, e nel raccontare questo quadro di progetto di film, lui dice, e poi c'è Cefalonia, che è l'episodio più eroico di quei tempi. Quindi Cefalonia se ne parlò esplicitamente nel 1953. Testimoniato, scritto, non è una sceneggiatura che girava. Come andò a finire? Renzi e Aristarco vennero messi sotto processo dal Tribunale militare per vilipendio delle forze armate e furono condannati ad alcuni mesi di prigione a Peschiera, nelle carceri militari di Peschiera. E quindi qualcuno che voleva fare il film su Cefalonia c'era e l'hanno messo in prigione. E Renzi ricorda anche l'episodio con un certo divertimento, perché dice Aristarco, che chi lo ha conosciuto sa che era questo direttore padre padrone di Cinema Nuovo, ha insegnato anche a Genova, estremamente autorevole, polemico, però si era congedato con un grado inferiore rispetto a Renzi. Quindi nelle carceri di Peschiera Aristarco doveva fare da attendente a Renzi, il quale dice aveva almeno la soddisfazione di avere il mio direttore che mi faceva da attendente. Quindi questa storia tragica di Cefalonia possiamo anche vederla compresa tra due vicende giudiziarie. La prima è che sono tutte e due come una commedia all'italiana, una con Aristarco che fa da attendente al suo umile collaboratore Renzi, e l'altra col produttore italiano che si inverte i soldi in Svizzera per comprarsi gli appartamenti coi soldi con cui doveva fare i film su Cefalonia. E questo è il cinema italiano. Che dire, infiniti spunti, compreso il richiamo all'armadio della vergogna, che sarebbe
un altro aspetto da approfondire. Bene. Allora, Professor Carlo Sburlati. senza professore, Allora, il nome e diciamo cognome così, sì. Carlo Sburlati, sì, ecco, dopo critici prestigiosi, cattedratici prestigiosi, ecco, io sono per buona parte della mia vita ho fatto il primario di ginecologia, ho tenuto relazioni internazionali, però fin dal liceo scrivevo su quotidiani, settimanali e rotocalchi. Quindi nel 2007 a ciò si aggiunge la mia nomina assessore alla cultura della città di Acquiterme. Qui ci leghiamo a Marcello Venturi. E fra i vari compiti dell'assessorato c'era quello di organizzare annualmente i prestigiosi premi Acqui Ambiente e Acquistoria. Quest'ultimo era nato nel 1968 in seguito al clamore suscitato dal romanzo Bandiera bianca Cefalonia, che raccontava la sfortunata tragedia della divisione Acqui decimata dai tedeschi nel settembre nel 1943 in una lontana isola greca. 2 le sezioni del premio, storico-scientifica e storico-divulgativa, dotati ciascuno di 6.500 euro, che era una cifra abbastanza prestigiosa. 2 anche le giurie di cui facevano parte i nomi importanti della cultura e della storiografia italiana, quasi tutti di sinistra o di estrema sinistra. Acqui era una città di tradizioni operaie, antifasciste, eccetera, compreso Venturi, che ne aveva fatto parte per 18 anni. Giurie che rimanevano a lungamente. Non conoscevo di persona Marcello, ma ne avevo apprezzato gran parte della sua produzione, romanzi e saggi. Venturi mi conosceva come medico ed aveva letto molti miei saggi ed articoli pubblicati su quotidiani e riviste. A poche settimane dalla mia nomina, Marcello mi viene a trovare in assessorato proponendomi di presentare sotto l'egida del premio Acquistoria il volume dello scrittore ebreo Gabriele Nissim, Una bambina contro Stalin, edito da Mondadori, che raccontava attraverso le struggenti e toccanti parole della figlia l'odissea di Luciano De Marchi, un comunista piemontese emigrato nel 1921 in Russia per servire la causa marxista e qui fucilato nel 1938 come presunta spia fascista durante le purghe di Stalin, come altre decine di comunisti italiani fuggiti nella patria del socialismo. Fui ben lieto di accettare la proposta. Io di solito parlo a braccio, però siccome è tardi, per accelerare un pochettino, per non annoiare. Fui ben lieto di accettare la proposta, anzi lo pregai di estendere l'invito alla professoressa Julia Dobrovskaya, la famosa professoressa universitaria e traduttrice, quella che poi farà venuta in Italia, farà il dizionario italo-russo, che morirà poi quasi a 100 anni e che in Italia usufruì della legge Bacchelli come la pensione, a cui lui aveva dedicato nel 1996 il romanzo Via Gorchi 8 interno 106, di cui non si è parlato. Lei stessa nel 1944 era stata condannata in Russia a 3 anni di colonia penale per attività antisovietiche. L'incontro si tenne martedì 13 novembre 2007 negli aulici saloni di Palazzo Rabellini. Al tavolo dei relatori, oltre a Gabriele Nissim, che era un scrittore ebreo molto conosciuto, scrive sul Corriere della Sera, Marcello Venturi, Julia Dobrovskaya, Carlo Prosperi, che ha tenuto la relazione precedente, e il sottoscritto. Numeroso il pubblico presente, interessante il dibattito successivo. Mi colpì questa frase di Venturi, sottolineata e sviluppata da Nissim e da Dobrovskaya. Diceva: certamente questo libro sarebbe stato molto più diffuso, commentato dalla grande stampa, letto e distribuito nelle scuole se avesse avuto come titolo o come argomento Una bambina contro Hitler. Con Marcello cominciamo a frequentarci, quindi il professore ha parlato e altri molto diffusamente dei primi passi di questo grande scrittore. Io parlo la conoscenza che ho avuto
superficiale per molti anni, ma profonda nell'ultimo anno della sua vita. Sapevo che insieme a Italo Calvino, come lui partigiano durante la Resistenza, aveva vinto ex aequo nel 1946 il premio bandito dal quotidiano comunista L'Unità, e che la critica lo considerava uno dei due dioscuri del neorealismo italiano di quegli anni, insieme al grande Sanremese, poi le collaborazioni al Politecnico, di Elio Vittorini, all'Unità e alle sue pagine culturali, alla Feltrinelli. Dopo la repressione sanguinosa e le stragi comuniste a Budapest nel 1956, con altri intellettuali aveva lasciato l'Unità e stracciato la tessera comunista, continuando con successo la sua attività di romanziere, fine letterato e saggista. Vittorini però, come ha detto già il professore, raccontava anche qualche balla. Mi era noto altresì che a soli 17 anni Marcello Venturi aveva pubblicato il suo primo racconto su Rivendicazione, un mensile dei gruppi indipendentisti corsi che addirittura auspicavano un ritorno della Corsica all'Italia. Quindi questo siamo nel 1943. Due altri racconti incisivi, surreali e fantastici, Sotto la luna e Morte della speranza, erano usciti, osservate le date, come il critico aveva puntualizzato molto bene precedentemente, il 15 marzo e il 28 giugno 1943, quindi sta per crollare il fascismo, sul Ferruccio, che era il settimanale della Federazione Fascista di Pistoia, a nemmeno un mese dalla caduta del regime, il 25 luglio 1943. Solo dopo l'8 settembre, in seguito ai bandi di arruolamento per fasce d'età del neonato esercito della Repubblica Sociale Italiana, non credendo possibile, come molti italiani, una riscossa delle forze dell'Assi, Venturi era fuggito in montagna, unendosi ai partigiani anche sul suggerimento di suo padre Ugolino, capostazione mazziniano ed antifascista. Avevo recensito sul Corriere e sul Giornale poco tempo prima la tragedia di Cefalonia, una verità scomoda, e i caduti di Cefalonia, fine di un mito, editi da IBN Editore nel 2004, scritti da Massimo Filippini, figlio del maggiore Federico, medaglia d'oro, fucilato dai tedeschi il 25 settembre a Cefalonia. Con un'attenta e precisa ricerca e documentazione allegata dava di quelle stragi cifre decisamente più basse. Ecco, il critico e altri hanno parlato di 10.000 morti fra fucilati a fare. Più basse di quelle indicate da Venturi nel suo fortunato romanzo, 335 in gran parte ufficiali fucilati e 1292 caduti nei combattimenti del settembre 43 in quella lontana isola delle Oni. Quindi intanto la divisione aveva 9.000, 9.500, molti parlavano di 10-12.000 morti che erano successivi o massacrati. Gran parte dei morti della divisione Acqui sono stati fatti poi dagli anglo-americani bombardando le navi che portavano i prigionieri italiani dai tedeschi. Moltissimi sono finiti poi morti nelle carceri sovietiche, perché una gran parte di quelli che erano stati catturati dai tedeschi e tenuti nelle prigioni tedesche furono poi presi, arrivando i sovietici a Berlino, e portati in Siberia. Molti arrivarono in Italia poi nel 1954, circa 800 di questi morirono. Ecco, Venturi, nella prefazione all'edizione del 1972 del suo Bandiera bianca Cefalonia per Rizzoli, che molti hanno già citato, aveva a pagina 11 dichiarato che, pur trattandosi di un romanzo e quindi in parte opera di fantasia, aveva rispettato scrupolosamente gli avvenimenti, i fatti militari e storici, le cifre di fucilati e deceduti,
Chiesi a Marcello come mai allora egli, nella sua narrazione, desse delle cifre molto inverosimili e ballerine. A pagina 7-13 parlava di 9.000 italiani trucidati, a pagina 51 tutti o quasi tutti fucilati, a pagina 245 146 ufficiali, 4.000 ufficiali e 4.000 soldati catturati vivi. Con un certo imbarazzo, quasi scusandosi, mi rispose che prima della stesura del romanzo era stato incuriosito da un testo pubblicato sulla rivista Il Ponte a firma di Amos Pampaloni. Allora era una rivista abbastanza letta. Posso bere una goccia? Queste sono parole di Marcello Ventura. Con un certo imbarazzo, quasi scusandosi, mi rispose che prima della stesura del romanzo era stato incuriosito da un testo pubblicato sulla rivista Il Ponte a firma di Amos Pampaloni, ex capitano d'artiglieria della divisione, tra i primi ad attaccare ed aprire il fuoco contro i tedeschi, uno dei pochi ufficiali sopravvissuti alla strage. Lo aveva incontrato e si era basato in gran parte sulla sua ricostruzione di quei tragici eventi. D'altronde, mi disse, storici blasonati, anche universitari, continuavano a riportare cifre di migliaia di fucilati e deceduti, a volte in numero superiore agli effettivi dell'intera divisione. Mi disse che col passare degli anni si era accorto anche lui che le cifre riportate nel libro e nella vulgata erano esagerate, non veritiero, frutto di una vulgata che non si riusciva più a correggere. Mi confidò che avrebbe partecipato volentieri ad un incontro dibattito per chiarire quei tragici eventi con Filippini e altri storici seri come Elena Agarossi, che è quella che ha fatto i libri più completi su. Aveva saputo che, nominato assessore, aveva portato alcune modifiche alle giurie, per decenni pesantemente sbilanciate a sinistra, e si era detto favorevole a questo, seppur tardivo, riequilibrio. In uno dei nostri ultimi incontri, presente il professor Prosperi, che ha fatto la relazione precedente, mi confidò di essere più volte rimasto a disagio nelle riunioni del premio Acquistoria. Alcuni giurati, molto politicizzati, erano apodittici e prevaricanti nel voler imporre le proprie scelte. Vantavano rodomontesca gesta contro tedeschi e fascisti, mentre Venturi, per la sua indole riflessiva, mite e pacifica, quando si profilavano scontri con i tedeschi, preferiva sottrarsi e fuggire. La mia resistenza, come quella di moltissimi altri prestigiani, è stata più fughe che assalti, concludeva. Queste parole testuali di... Quindi quando si parla che non era prono, soprattutto negli ultimi anni, a questa retorica resistenzialista. Era soprattutto amareggiato che dopo l'uscita del suo saggio del 1991, Sdraiati sulla linea, come si viveva nel PC di Togliatti, edito da Mondadori, si fosse vieppiù intensificata da parte di molti ambienti giornalistici, letterari e del mainstream una forma di accresciuto e velenoso silenziamento, ostracismo, odio verso di lui e verso i suoi libri. E d'altronde voi vedete che i primi libri e romanzi di Venturi sono pubblicati da grandi case editrici, cioè Mondadori, Rizzoli, Einaudi, Feltrinelli. Ecco. Dopo questo libro, guarda caso, gli editori di Marcello Venturi saranno piccoli editori, piccoli e coraggiosi editori, e poi grazie al professore che ha fatto una riedizione del Bandiera Bianca, è uscito poi negli Oscar Mondadori, ma tutti gli altri libri sono usciti, non riusciva più a trovare case editrici che pubblicassero o ripubblicassero i suoi romanzi. Questo per dire. Allora, questo era il Marcello Venturi che ho conosciuto.
Diceva, i miei vecchi compagni comunisti, aggiungeva, lo riterranno blasfemo e paradossale, ma oltre ad essere sinceramente, motivatamente anticomunista da 50 anni, lui aveva non più rinnovato la tessera del Partito Comunista nel 1957, lo riterranno blasfemo e paradossale, ecco, ma oltre ad essere motivatamente anticomunista, varcati gli 80 anni, oggi mi sento più vicino alle suggestioni e alle proposte di Alleanza Nazionale e di Forza Italia che ad altri raggruppamenti politici. Questo è il Marcello Venturi dei suoi ultimi anni. A detta di chi lo conosceva bene, Venturi era sempre stato una persona affascinante, brillante, ironica, raffinata, a volte coinvolgente ed entusiasta, sempre disponibile. I nostri incontri in quel fine 2007, inizio 2008 lo mostravano dolce, estremamente cortese, ma in alcuni momenti il suo atteggiamento, compreso i suoi occhi azzurri, mi davano l'impressione di un uomo stanco e rassegnato, e da medico ebbi qualche brutto presentimento. Il 21 aprile 2008, proprio il giorno del suo 83esimo compleanno, Marcello Venturi lasciava questa vita terrena nella residenza del Campala Molare, dimora amata e da vita di sua moglie Camillo Salvaga Raggi, e sarà poi il suo funerale si svolgerà nel santuario delle Rocche di Molare, vicino proprio alla tenuta della moglie Camilla Salvaga Raggi. Il ricordo di Marcello, da una mia idea e da un mio progetto, il Premio Acquistoria ha istituito una terza sezione dedicata al romanzo storico, che finora il Premio Acquistoria, seppur prestigioso, non aveva. E lo intitolerai a Venturi. I 6.500 euro per i vincitori vengono messi a disposizione quell'anno dalla scrittrice Camilla Salvaga Raggi, nominata presidente di quella nuova giuria. Voglio ricordare che Camilla Salvaga Raggi viene fatta presidente della giuria, mentre io sono assessore alla cultura, nel 2009. Il Premio Acquistoria era stato fondato nel 68, adesso è un periodo di femministi, LGB, eccetera, eccetera. E in quei 40 anni, nelle giurie, che erano molto numerose e anche retribuite, non c'era stata ancora una sola donna in giuria. Quindi la Camilla Salvaga Raggi è stata la prima, adesso ce ne sono, donna in giuria. A giudicarsi il premio, cioè quella sezione, sarà Antonio Pennacchi col suo capolavoro Canale Mussolini, che poco dopo si affermerà anche lo Strega. Quindi la prima edizione del Premio Acquistoria romanzo storico sarà vinto da Canale Mussolini. Un altro bellissimo romanzo che chissà quando ci sarà una trasposizione cinematografica. Ho tenuto fede a quanto vagheggiato con Venturi prima della sua dipartita. Domenica 30 novembre 2014 a Palazzo Robellini si è svolto un affolato incontro dibattito sui libri di Massimo Filippini, che ha evidenziato le molte falsità e disinformazioni sulla tragedia di Cefalonia. Relatori il romano Massimo Filippini, Aldo Amola, che è stato il primo relatore di oggi, Carlo Prosperi, che mi ha preceduto in questa seconda sezione, e il sottoscritto. Interessantissimo e molto chiarificatore il dibattito successivo, che ridimensionava con prove documentali numero di caduti nei combattimenti e passati per le armi dopo la resa. L'8 settembre 2018 si è tenuto ad Acqui un convegno scientifico incentrato sul saggio di Elena Aga Rossi, Cefalonia, la resistenza, l'eccidio, il mito, edito dal Mulino, più volte ristampato ed accolto da recensioni lusinghiere su quasi tutti i più importanti quotidiani e periodici italiani. Questo saggio era entrato nella cinquina del Premio Acquistoria ed era risultato il più votato dalla giuria dei lettori.
Nonostante ciò è stato oggetto di una violenta presa di posizione dalla parte dell'Associazione Reduciacqui e dell'ANPI, che hanno definito un oltraggio alla Resistenza l'eventuale premiazione di quel libro. Elena Agarossi, che con marito Viktor Zalavaisky aveva già vinto nel 1998, è una cattedratica prestigiosa, la sezione scientifica dell'Acquistoria con Togliatti e Stalin, edito dal Mulino, ha ridimensionato ampiamente la vulgata residenziale di Cefalonia, dicendo per esempio che non c'è stato nessunissimo referendum, erano stati chiamati solo gli ufficiali a partecipare a un dibattito su cosa si dovesse fare. Il numero dei morti, e quindi che ha ridimensionato ampiamente la vulcata residenziale di Cefalonia, il numero dei morti in combattimento e dei fucilati dopo la resa. Ha evidenziato doppiezze, gravi contraddizioni e inadempienze nel comportamento del capitano d'artiglieria Amos Pampaloni, proprio colui che aveva ispirato alcuni avvenimenti e dati storici militari del romanzo di Venture, e del tenente Renzo Apollonio, altro personaggio molto controverso di quei fatti nell'isola delle Ionie. Per Elena Agarossi, che ho sentito ancora recentemente, è difficile stabilire, ha scritto testualmente, se Cefalonia sia stato un eroico atto di resistenza, un sacrificio inutile o una decisione irresponsabile. Penso che il Marcello Venturi che ho conosciuto nel suo ultimo anno di vita avrebbe condiviso questi dubbi e questa documentata ricostruzione storica e militare. Grazie. Adesso non so se qualcuno vuole partecipare al dibattito, ma è tardissimo. Io credo che è un dibattito, intanto grazie. E ha confermato, grazie a voi. Ha confermato ancora una volta che Cefalonia è fonte di discussioni, dibattiti. Bisogna lasciarla agli storici. Ma anche gli storici certe volte dibattono fra di loro. Giustamente. Mi dispiace, ma è davvero molto tardi e quindi non c'è la possibilità di parlare ancora. Però avremo modo. Posso fare una domanda? Certo. A chi ha conosciuto Venturi? Lui è stato a Cefalonia? Sì, è stato a Cefalonia. La descrizione dell'isola è piena di... Signora, non è... Era un romanziere, ha ragione. È un romanzo, non è un geografo. Lui stesso sì. La presenza del pop, le donne, io sono di Cefalonia. I miei ricordi è la paura di attraversare Troianata per andare a comprare il vino, che è il miglior vino ho vissuto, ho l'età per aver vissuto gli primi anni 50, però il romanzo allora e adesso da questo punto di vista della descrizione è per me è deludente. Non discuto sugli eventi, e patisce di questo. Io, non essendo critico, invece ho citato, diciamo, proprio perché lui in quella prefazione della seconda edizione parla di un romanzo storico, quindi con molte libertà, ma che i fatti storici, i morti sarebbero quelli veri, ma poi mi disse che si rifaceva a quanto aveva detto. Poi a proposito dello Stato, adesso sarebbe lungo parlare, ma sostanzialmente in seguito all'armistizio e al diktat di resa senza condizioni degli italiani, firmato da Castellano, come aveva parlato il professor Mola, nel diktat lungo, diciamo, c'è un codicillo che dice che
era senza condizioni, eccetera, eccetera, ma che gli italiani avrebbero tenuto, gli alleati avrebbero tenuto conto in ogni caso nel contributo che gli italiani avrebbero dato nel combattere i tedeschi, logicamente dopo l'armistizio. Allora, il nostro, sull'inizio anche, a prescindere che da Bari non mandarono aiuti a Gandini, eccetera, ma c'era nei primi anni tutto l'interesse a far vedere una cifra più alta di deceduti proprio per avere un trattamento più favorevole da parte degli alleati. In modo i deceduti sono a onor caduti, sono stati controllati sia i fucilati che i deceduti in combattimento e sono questa cifra che abbiamo detto, circa 1800. Ecco, sostanzialmente, non 10.000, non... ecco, e già poi ne sono morti, poi pochi giorni dopo questi tragici eventi, nelle navi tedesche che portavano i prigionieri italiani, che sono stati bombardati dagli anglo-americani e quindi affondati e affondati dalla mine anglo-americani, poi alcune migliaia, e poi sono rimasti ancora a Cefalonia fino al 1944, circa 1500 ancora soldati italiani che hanno collaborato con i tedeschi, tra cui questi due che avevano partecipato prima a combattere i tedeschi. C'era anche questo, come si chiama, Renzo Pollonio, che poi subito dopo la resa dei tedeschi si autodefinì partigiano, che aveva combattuto i tedeschi mentre era insieme a loro ecco, quindi sostanzialmente una maniera... Non solo, era quello che aveva scatenato l'ira dei tedeschi. Quello era Pampaloni. Polonia fa perno su un episodio che non ho sentito molto ben messo in luce in questo interessantissimo suo... ma io ho parlato solo di quello che mi ha detto Marcello Venturi. D'accordo. Abbiamo parlato di Venturi e va tutto bene. Su Venturi vorrei solo chiedere al dottor Sbograzio, visto che lo conosceva, abbiamo parlato. Sì. Di dei tre episodi che hai citato alla fine, cioè se è stato un atto irresponsabile, ti ricordi? Sì. Oppure un atto di eroismo, oppure un atto... Le rispondo. Ma Venturi cosa pensava? Ma ecco, dunque il signore che io conosco in questo momento, che ho conosciuto oggi, è figlio di una medaglia d'oro fucilata dai tedeschi a Cefalonia, mi ha detto questo, no? Mio padre è stato fucilato alla Casetta Rossa. Ma ha preso la medaglia d'oro perché ha guidato un contrattacco tedesco contro i tedeschi su ordine del generale Gandin, perché la battaglia di Cefalonia è stata di 3 giorni, certo. Cioè prima i tedeschi hanno attaccato, Che erano in forze minori, erano un numero, gli italiani. sì, ma erano in numero molto più basso. Erano tutti dispersi e Gandin non sapeva che pesce pigliare, però ha deciso di prendere alcuni suoi ufficiali e contrattaccare. A mio padre è stato dato l'incarico di raccogliere i dispersi, gli sono stati dati una ventina di sottotenenti e tenenti per aiutare, mio padre era capitano, e è stato dato il compito di un attacco notturno per catturare una posizione importante che si chiamava Divarata, la battaglia di Divarata, cosa che mio padre ha effettuato con successo. Poi però, poche ore dopo questo successo, i tedeschi hanno fatto un contrattacco potentissimo e quindi ci hanno di nuovo sparso e catturato. E poi c'è stato quello... In ogni modo, Io vorrei sapere, Venturi
Ecco, rispondo alla sua domanda. Ecco, rispondo alle sue domande. Allora, Elena Aga Rossi ha fatto 2 edizioni di questo libro, entrambi dopo la morte di Marcello Venturi, e questa frase che, ripeto, è messa nella controcopertina, quindi è il suo pensiero, è difficile stabilire, secondo Elena Rossi, quindi la storiografia più avanzata, se sia stato un eroico atto di resistenza, un sacrificio inutile o una decisione irresponsabile. Questa tripartizione, quando è stata fatta non c'era più Venturi. Venturi negli ultimi anni, quando Venturi era profondamente convinto che aveva sbagliato i suoi dati, ma involontariamente. Venturi, dei 2 responsabili dell'atto irresponsabile di cui parla l'Aga Rossi, cioè Pampaloni secondo me e Apollonio, cosa diceva? Beh, adesso no, a me non l'ha detto, secondo me da come parlava, c'era poi il professor Prosperi che potrebbe confermare eccetera, non ne pensava tanto bene. Subito su Pampaloni gli aveva prestato fede, perché proprio su un suo racconto sul ponte. E poi quando sono usciti questi libri, soprattutto dopo Ciampi, perché questi libri, il primo di Filippini che ha guardato su Onor Caduti, tutti i dati, morti, virtuali, si sono saputi dopo. Chiedo scusa, è un'ora indecente da un certo punto, perché siamo qua dalle 3 e quindi a poco, se noi non chiudiamo, rimaniamo solo noi. Mi perdoni, mi faccia concludere. Si parlava di Venturi, chiedo scusa, non come uno storico, e vorrei per favore, lo dico come, vorrei riportare... Non sono un esperto di Venturi. No. Io neanche, né io, però abbiamo parlato di Marcello Venturi come storico, tant'è vero che tutte le relazioni hanno illustrato vari aspetti su questo scrittore, che ha scritto anche Bandiera Bianca Cefalonia. Sono interessanti le domande, però credo che alcune domande dovrebbero essere poste a storici, unicamente storici militari. Nel caso particolare il professore Aldo Mola forse potrebbe avere dato delle risposte puntuali, ma non essendoci più per motivi di sciopero dei treni eccetera. Per partecipare anche lui al dibattito. Ma mi perdoni, ci sono stati dei problemi. Allora vi comunico solo che però tutto quello che è stato detto in questa sede troverà una pubblicazione negli atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, leggiamo, relativi a quanto si è fatto nel 2025, quindi siete tutti invitati a seguire il percorso editoriale. Grazie a tutti di essere intervenuti, arrivederci. Al professor Nicola, ecco, che tiene il nome di Venturi in alto e ha favorito la pubblicazione. È il curatore di tutto ciò. Grazie.